11 in punto, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con Focus TG, la striscia dell'informazione che tutti i giorni vi porta notizie dal Veneto e del Veneto. Oggi puntata estremamente ricca e dinamica perché abbiamo veramente tanto di cui parlare insieme. Avremo numerosi collegamenti da tutto il territorio regionale perché spazieremo da Bassano a Treviso, a Venezia, Padova, Vicenza, insomma tante notizie in diretta, tanti approfondimenti e iniziamo subito a entrare nel vivo di questa nostra striscia dedicata, come vi dicevo, all'informazione partendo da Bassano del Grappa. Bassano del Grappa perché? Perché è collegato con noi il nostro collega Ferdinando Garavello da un impianto natatorio, l'Acquapolis di Bassano del Grappa, dove andiamo a parlare, torniamo a parlare di quella che è una protesta che sta facendo sicuramente discutere molto, la protesta dei gestori appunto degli impianti sportivi, fra cui le piscine, i centri natatori, che domenica terranno i battenti chiusi in segno proprio di protesta per tutte le difficoltà che stanno affrontando, per il caro bollette e non solo, ma ci racconta tutto, come vi dicevo, Ferdinando Garavello in diretta da Bassano. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno Alex, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Partiamo da qui, da questa piscina, una situazione normalissima, una situazione di persone che fanno una nuotata, qualche bracciata per far vedere una cosa che rischia di sparire, perché se le cose continueranno così, non parliamo naturalmente di questo impianto in particolare, parliamo di quello che può succedere a molti impianti del Veneto, c'è sicuramente qualcuno che chiuderà, perché la situazione che si è venuta a creare dopo 2 anni di emergenza, con l'aggravio poi in questo ultimo periodo anche dell'aumento dei costi, è veramente pesante per i gestori. Domenica, tu l'hai già detto, ci sarà una serrata, quasi tutti gli impianti del Veneto terranno chiuso alla mattina per far sentire la propria voce. Ne parliamo con una persona che si intende di questi temi, ne parliamo con Pierpaolo Longo, gestore dell'Acquapolis di Bassano, che ha accettato di prestare qualche minuto del suo tempo per questa intervista. Intanto lo ringraziamo, buongiorno, grazie del tempo. Che cosa sta succedendo? Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. In effetti la situazione purtroppo è ancora drammaticamente sopportabile. Abbiamo aumenti di costi esponenziali che vanno dal gas all'energia, alla cellulosa e quindi alla carta, per cui abbiamo dovuto fare l'ennesimo gesto di grido d'allarme per il settore. Che cosa state passando in questi mesi? Che cosa è successo? Facciamo un brevissimo riassunto di quello che vi è capitato, perché siete stati praticamente i primi a chiudere, gli ultimi a riaprire, difficoltà enormi anche nella gestione. Poi tra l'altro, Alex, apro una piccola parentesi, io e Andrea Benetti che ci accompagna siamo entrati, abbiamo mostrato il Green Pass, tutto secondo le regole, portiamo la nostra mascherina, qui poi magari vi facciamo vedere dopo anche i posti a sedere per il pubblico sono contingentati, gli accessi sono contingentati, quindi c'è la massima cura, la massima attenzione verso quelle che sono le norme, però pare non bastare a questo punto. Sì, noi partiamo con 309 giorni di chiusura, quindi dal 3 marzo 2020 ad oggi questa è stata la nostra grande penale. Partiamo da un carico di ingressi del 2019 di circa 179.000 passaggi annui, ad ora che probabilmente siamo intorno ai 20-30.000, dovuto al contingentamento, gli isolamenti fiduciari, i bimbi e le scuole chiuse, che effettivamente hanno anche in questa fase di apertura, quindi in novembre, dicembre e gennaio, portato a un calo di flussi del 60-70% in una struttura che è molto amata dal proprio pubblico, per cui la gente ha voglia di nuotare. Se poi espandiamo il ragionamento in altre realtà troviamo dati ancora peggiori. Questo non consente il mantenimento economico di questi grandi impianti. A questo si aggiunge, come abbiamo detto in apertura del collegamento,
un innalzamento mostruoso del costo non solo delle materie prime ma anche per esempio acqua, luce, gas. Qui acqua, luce, gas ce n'è parecchio. Avete qualche dato che potete fornirci su questo argomento? Certo, l'ultima bolletta, questa di dicembre, che è l'ultima che abbiamo potuto visualizzare, siamo passati dai 6.230 euro del 2019 ai 25.130 del 2021. Quella di novembre è passata dai circa 4.000 euro ai circa 18.000 euro. Ci aspettiamo poi gennaio e febbraio, mesi dove l'aumento dovrebbe raggiungere il picco, un costo di bolletta insopportabile. Parliamo solo del gas. Questo impianto ha la fortuna di avere il fotovoltaico, per cui il 312% di aumento sull'energia elettrica viene sopportato duramente, ma riusciamo a sopportarlo. Però sicuramente qualcuno degli oltre 60 grandi gestori che ci sono in Veneto non avrà l'impianto fotovoltaico. È lecito pensare che ci saranno quindi realtà destinate a chiudere nell'immediato futuro. No, il fatto è che in realtà hanno già chiuso. Parliamo di un gruppo veneto con oltre 52 impianti sparsi un po' nelle 3 regioni che ha dovuto dichiarare fallimento. C'è già un altro gruppo che è sotto curatela fallimentare, per non parlare dei dati che stanno venendo dalla regione Lombardia e dalla regione Trentino. Sono le regioni più vicine a noi che conosciamo bene, ma a livello nazionale effettivamente la dichiarazione di fallimento di molti impianti è all'ordine del giorno, voglio dire. Questo cosa vuol dire? Che queste strutture che sono pubbliche, quindi sono in questo caso comunali, dovranno poi rifarsi alla propria amministrazione con tutti i costi che poi saranno a carico dei cittadini. Ferdinando, qual è l'appello che voi lanciate a... Alex, dimmi. Scusami, a tal proposito il tuo ospite mi ha un po' anticipato. Volevo proprio chiedere se ci saranno ripercussioni sui costi degli abbonamenti, ad esempio le quote di iscrizione e quant'altro, proprio per far fronte a questa montagna di spese in più che i gestori sono costretti a pagare. Dallo studio ci chiedono se questa montagna di spese in più potrebbe andare a gravare anche sui costi degli ingressi, sugli abbonamenti, su quello che possono spendere gli utenti. Allora, è una riflessione attuale che come federazione abbiamo sul tavolo, però non è corretto che l'utente finale poi sia il vero destinatario di un aumento che non dipende da noi. Ecco perché la serrata di domenica, per far comprendere alle istituzioni, che sia l'istituzione romana ma anche l'istituzione europea stessa, che strutture che gestiscono un servizio pubblico hanno la necessità di essere supportate in questa fase, che dopo sicuramente avrà diverse evoluzioni, ma per mantenere in piedi questa struttura non può essere pensata la soluzione sui nostri utenti. Alex, a questo punto crediamo di aver detto tutto, no, perché comunque c'è tantissimo da dire, però crediamo di avere inquadrato il problema. Diamo l'annuncio, confermiamo quindi che domenica ci sarà questa serrata da parte delle piscine, un grido d'allarme, un grido che noi raccogliamo, abbiamo già raccolto le istanze di questo comparto per portarle all'attenzione dei nostri telespettatori, all'attenzione del grande pubblico. Se non hai domande, Ferdinando, una salutiamo domanda con Pierpaolo velocissima, ti chiedo sì? magari di appunto sentire il parere di Pierpaolo Longo, del tuo ospite. Una soluzione possibile potrebbe essere quella che i centri sportivi vengano equiparati ai centri per la salute, quindi avere quel tipo di agevolazione. Certo. Allora, da studio ci chiedono se una soluzione possibile o comunque un inizio di un percorso può essere quello di equiparare questi centri sportivi a centri invece di salute. È la logica evoluzione di questi centri. Pensate che un euro speso in una struttura sportiva equivale a 5 euro spesi nella sanità pubblica. Ecco perché la grande aspettativa a livello normativo ed economico è quello di favorire, come la Regione Veneto su questo sta già cavalcando la marcia con la palestra della salute, e portare ad equiparare quindi lo sport come prevenzione alla salute, soprattutto delle categorie più fragili, anziani, disabili e soprattutto i ragazzi in via di sviluppo. Quindi possiamo dire che questa crisi con le giuste attenzioni
può diventare un'opportunità. È facile da dire, è facile parlarne a parole, certo, qui a bordo piscina in una giornata qualsiasi. Certamente è più difficile iniziare un percorso, però ci pare di capire che le prospettive ci siano tutte. Assolutamente. Ferdinando, io ringrazio il tuo ospite e ringrazio te per questo collegamento importante, per averci dato questa fotografia attuale di una situazione sicuramente difficile. Grazie ad entrambi. Noi rientriamo in studio per lanciare la pubblicità. Torniamo fra 2 minuti con tanti altri collegamenti. Primo su tutti andremo a Padova per una manifestazione degli studenti. Scopriremo tutto fra poco. 2 minuti. Focus TG, sono le 12:11, siamo in diretta e vi terremo compagnia fino alle 13:30 con tante notizie, tanti approfondimenti, tanti collegamenti live per portarvi il Veneto, quello che sta succedendo in Veneto a casa vostra. E proprio parlando di collegamenti, come vi anticipavo prima di andare in pubblicità, adesso ci spostiamo a Padova, dove il nostro collega Francesco Ratai ci parla di una manifestazione organizzata dagli studenti. Francesco, buongiorno, ben trovato, a te tutti i dettagli. Buongiorno a te Alex, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo dietro Prato della Valle, in zona Pontecorvo, dove stamattina c'è stata appunto in Prato della Valle una manifestazione studentesca della rete degli studenti medi. Erano 200 più o meno i ragazzi presenti, una manifestazione statica perché ricordiamo che siamo ancora in zona gialla e le manifestazioni non possono tenersi cortei. Quindi manifestazione statica in Prato della Valle, 200 studenti con uno striscione che cappeggiava, gli immaturi siete voi. Perché questa manifestazione? Una manifestazione fatta appunto per protestare contro la scelta del ministro Bianchi di aggiungere una ulteriore prova agli esami di maturità. I ragazzi dicono noi siamo stati in DAD in questi 2 anni, non siamo pronti, ci vuole qualcosa che faccia sintesi del percorso che abbiamo fatto in questi anni. Chiedono un confronto con il Ministero e appunto perché loro dicono l'esame non deve essere un esame singolo, ma semplicemente deve raccontare tutto il percorso che è stato fatto in questi anni dagli studenti. La DAD ci ha penalizzati molto, la DAD non è stata gestita al meglio, dicono sempre i rappresentanti degli studenti. Chiediamo di essere ascoltati, chiediamo un confronto. Questa manifestazione c'era a Padova, ma c'era anche in tutte le principali città del Veneto, a Mestre, a Vicenza, a Verona, appunto un grido unico per dire no a questa seconda prova, a questa imposizione che vedono calata dall'alto da parte del Ministero da Roma. Assolutamente. Francesco, so che chiaramente approfondirai questo e tanti altri argomenti, hai raccolto immagini, le vedremo poi nel corso degli spazi dedicati all'informazione serale. Io ti ringrazio per il tuo collegamento, Francesco. Noi rientriamo in studio perché il nostro collega Francesco Ratai ha introdotto l'argomento delle scuole, allora cerchiamo di fare chiarezza a riguardo con il secondo servizio in scaletta, un servizio che appunto riassume brevemente quelle che sono un po' le novità contenute nel nuovo DPCM e le novità approvate dal Consiglio dei Ministri, regole che riscrivono in un certo qual modo sia la gestione delle quarantene che della DAD. Dopo il pressing di presidi e genitori, il governo ha deciso di rivedere le misure di gestione dei casi Covid nelle scuole.
Dimezzata la durata della DAD, che passa da 10 a 5 giorni negli istituti di ogni ordine e grado e rimarrà soltanto per coloro che non sono vaccinati. Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività al Covid. Chi resta in classe e chi ha più di 6 anni dovrà utilizzare le mascherine FFP2, mentre nei nidi e nell'infanzia, dove per i bimbi non c'è l'obbligo di dispositivi di protezione, ad usare le FFP2 saranno soltanto i docenti. Il decreto introduce un'ulteriore novità, che è quella dei tamponi fai da te per scuole dell'infanzia ed elementari. Nel caso di tampone negativo, per rientrare in classe basterà l'autocertificazione. È la prima volta che a questo esame viene dato valore ufficiale. Come sempre, e voi numerosi che ci seguite ogni giorno lo sapete, portiamo a casa vostra la voce dei veneti, la voce dei cittadini. E allora, proprio riguardo alle nuove regole che stanno riscrivendo, appunto quello che dovrà essere il nuovo modo di gestire i casi di positività a scuola, abbiamo raccolto in questo servizio della collega Chiara Gaiani sia appunto i pareri delle persone interpellate, sia ulteriori dettagli che chiariscano bene la situazione. I vaccinati restano in classe? Purtroppo io ho un nipotino che ha 9 anni e mezzo e è dovuto rimanere a casa per colpa dei compagni di classe. Lui è vaccinato, quindi io sono d'accordo che restino a casa quelli che sono contagiati e che vadano a scuola quelli che sono vaccinati. Penso che tutto sommato sia un provvedimento che prova un po' a semplificare una situazione oggettivamente complessa, in particolare per tutte le famiglie, e soprattutto va nella direzione di poter garantire ai ragazzi e agli studenti, soprattutto se non ho capito male, quelli di medie e superiori, la possibilità di frequentare con maggiore assiduità in presenza quest'ultimo scorcio di scuola, che poi è l'aspetto più importante, garantire la possibilità ai giovani di frequentare in presenza la scuola. Noi come genitori abbiamo vaccinato nostra figlia e per adesso non siamo partecipi alla didattica a distanza perché è ancora nella scuola materna, però siamo favorevoli in tutte queste cose, sia la didattica a distanza che comunque anche il fatto che i bambini vaccinati possano entrare nella scuola. Per me non è discriminatorio, perché fa sempre parte della scelta che hai fatto, non hai voluto vaccinarti, quindi perché visto che è una cosa contagiosa che si può ripercuotere sugli altri, è giusto che tu che stia a distanza, e quindi più che altro la scuola che si attrezza a farti fare la didattica a distanza. I ragazzi hanno sofferto tantissimo il fatto di non andare a scuola, soprattutto la fascia di mezzo, diciamo, quella tra i 13 e i 14 anni, hanno vissuto 2 anni sostanzialmente senza la possibilità di una situazione normale, insomma, ritornare alla normalità per loro è importante. Penso che sia importante uno sforzo da parte di tutti, di chi governa, dei genitori, degli studenti, per poter tornare alla normalità. Quando sono vaccinati ma devono rimanere a casa perché i compagni sono contagiati, non possono frequentare nessuno sport, né piscina né palestra, niente. Neanche la batteria, la musica, niente, devono rimanere a casa. Poveri bambini. Sì, poveri genitori e i nonni. Qui eravamo a Padova, adesso sentiamo la voce dei vicentini, cosa ne pensano loro sia appunto delle nuove regole che delle difficoltà innegabili per chi deve comunque gestire lavoro, magari smart working, DAD e insomma problemi legati agli spostamenti, alla logistica. Vediamo. Novità, anzi una mezza rivoluzione. Con il nuovo decreto del governo, la scuola rivede profondamente le sue regole su isolamenti e quarantene. Nelle materne, fino a 4 contagi in classe si resta a scuola, al quinto tutti a casa. Alle elementari, con più di 5 casi, restano in classe vaccinati e guariti, mentre alle medie e alle superiori gli immunizzati restano sempre a scuola. E per verificare se si è positivi, ora va bene anche un test fai da te, fatto a casa. E i vicentini sono sostanzialmente d'accordo sulla linea seguita dal governo. Sì, sono molto d'accordo. Se sono in regola con le vaccinazioni, sì, meglio così. Si era arrivati ad avere un sacco di classi in quarantena. Ma ce ne sono ancora un sacco di classi in quarantena, e quello è il problema. Suppongo di sì, sì. Semplificazione è sempre meno. Hanno accorciato i giorni? Sì, era ora. All'estero fanno anche di più.
Cioè in che senso? Ho sentito che in Danimarca addirittura non c'è più limite, non c'è niente, per cui la Danimarca non pare che sia un paese incivile, per cui probabilmente è giusto così. Però anche nelle scuole non bisogna abbassare la guardia del tutto. Certamente no, dappertutto, non solo nelle scuole. Penso di sì, credo di sì, è importante che i ragazzi vadano a scuola. Quindi privilegiare la presenza in classe è la cosa giusta? Secondo me sì, con attenzione ai bambini piccoli, quelli che non possono vaccinarsi. Secondo me bisognerebbe che le mamme vaccinassero i bambini dai 5 anni su, ecco, quello è importante. Sì, dai, speriamo vada meglio. Certo, sì. E anche di più dovrebbero semplificarle. Cioè in che senso? Facilitare ancora di più le famiglie. Quindi andare a scuola è importante. Sì, perché non si può avvisare alla sera alle 11 mezzanotte che poi la mattina dopo i bambini non possono andare, i genitori come fanno? Devono trovare qualcuno. Qui è un problema. Io sono un insegnante, quindi ho visto. E pensa sia una cosa positiva? Guardi, è talmente complicato dare dei giudizi che sinceramente non lo so. Certo che adesso era veramente difficile con le varie opzioni, tamponi di qua, certificati di là. È veramente molto complesso. E sulla critica che discrimina tra vaccinati e non vaccinati? Quello è un discorso delicatissimo sul quale preferisco non esprimermi. Argomenti delicati che noi andremo chiaramente ad approfondire, che seguiremo da vicino. Noi adesso però chiudiamo la parentesi dedicata al mondo della scuola. Abbiamo parlato in apertura con un collegamento da Bassano del Grappa della protesta domenica di tutti i gestori dei centri sportivi, in questo caso insomma impianti natatori, piscine, per lamentarsi delle difficoltà del caro bollette. Abbiamo approfondito le novità riguardo il mondo della scuola, ma uno dei momenti più attesi di questa nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione è senza dubbio quello legato al bollettino dei casi Covid, alla fotografia odierna che ci manda Azienda Zero. È il report che riguarda le variazioni rispetto a 24 ore fa della curva pandemica, dei ricoverati, delle terapie intensive. Ebbene, notizie positive nel senso buono della parola, perché insomma andiamo a vedere insieme e a leggere insieme i dati della tabella. Rispetto a ieri il numero di positivi in Veneto fa segnare un delta di 10.484 casi. Se vi ricordate, insomma, rispetto a un paio di settimane fa, dove si superavano addirittura i 20.000 casi, nuovi casi al giorno, è una riduzione importante, testimonianza del fatto che la curva pandemica sta scendendo, che la curva dei contagi sta scendendo. I casi attualmente positivi in Veneto sono invece 192.175, anche qui numeri in calo, perché fino a poco tempo fa si superavano i 200.000 positivi in Veneto. Questo è un dato che va letto anche in chiave appunto dei guariti, insomma dei dimessi dall'ospedale, delle persone che si sono progressivamente negativizzate. Allora, 10.484 nuovi positivi. Andiamo a vedere però altri due dati che ci interessano particolarmente, quelli che riguardano le ospedalizzazioni, quindi i pazienti attualmente positivi ricoverati in ospedale in area non critica, e le terapie intensive. Ebbene, qui i numeri sono sicuramente positivi, anche se hanno il segno meno davanti. Perché? Perché, come potete vedere in questa colonna evidenziata con il colore più scuro, con un arancione più scuro, le ospedalizzazioni scendono di 58 unità, vuol dire insomma 58 persone in meno negli ospedali in area non critica. È un dato sicuramente importante, è un dato sicuramente che ci fa guardare al presente e al futuro con un pizzico di ottimismo in più. E poi il dato forse più importante di tutte, le terapie intensive, che scendono di 7 unità, quindi 7 terapie intensive in meno. Numeri confortanti. Come sempre la parte più difficile del nostro lavoro è commentare questo dato, quello dei decessi, che ahimè nelle ultime 24 ore fa segnare 30 nuove vittime causa del
Covid. Allora noi rientriamo adesso in studio per lanciare la pubblicità, ci ritroviamo qui fra meno di 2 minuti con tante altre notizie, tanti approfondimenti, insomma non mancate, fra 2 minuti. e 28, siamo in diretta con Focus TG, come sempre vi portiamo, oramai lo avete imparato, l'informazione del Veneto dal Veneto. Questa volta, prima di continuare con i nostri collegamenti in diretta dalle varie province, rimaniamo in studio, rimaniamo qui, diciamo, a portata di mano, perché ci ha raggiunto un graditissimo ospite che ritroviamo volentieri nel salotto di Focus TG, è l'onorevole Germano Racchella, che ci ha raggiunto per parlare non solo, insomma, di sanità, di politica, ma anche per ricollegarsi al nostro tema di apertura, la difficoltà nella gestione dei costi e insomma di tutto quello che riguarda il caro bollette per quello che riguarda gli impianti natatori, le piscine e i centri sportivi. Intanto, ben trovato onorevole. Buongiorno a tutti, grazie a Rete Veneta per l'invito per essere qui oggi. È sempre una grande opportunità per noi, soprattutto istituzionali, a venire a esprimere il nostro pensiero e soprattutto portare delle notizie. Speriamo che più presto siano sempre più buone notizie che cattive notizie, vista la situazione che da 2 anni stiamo vivendo. E insomma, onorevole, lei avrà avuto modo di seguire, a proposito di buone notizie, si comincia a intravedere un po' la luce alla fine del tunnel. Abbiamo letto, prima di andare in pubblicità, il report di Azienda Zero, che fa segnare non solo una curva in continuo calo per quello che riguarda i nuovi contagi, ma 58 ospedalizzazioni in meno, 7 terapie intensive in meno. Insomma, come sta procedendo, come giudica anche lei la situazione attuale della sanità, in riferimento chiaramente all'evolversi della situazione epidemiologica? Beh, a questo punto, dopo 2 anni, dobbiamo essere positivi, anche perché ne stiamo pian piano uscendo. Ho paura a dire che pian piano ne stiamo uscendo, perché anche l'anno scorso, nello stesso periodo, dicevamo pian piano ne stiamo uscendo. Ma d'altro canto non possiamo sottovalutare questi buoni risultati che poc'anzi lei ha dato informazione. Da Roma, come abbiamo visto anche l'ultimo decreto sulla scuola, si è alleggerito per quanto riguarda la normativa. Stanno parlando di sciogliere il CTS, e questo è molto positivo, il Comitato Tecnico Scientifico, certo. E questo sono tutti segnali positivi nella speranza di riuscire quest'estate a venirne veramente fuori. D'altronde oramai la pandemia sta prendendo tutti noi, questo significa che stiamo andando all'immunità di gregge. Grazie ai vaccinati siamo riusciti a capire come si fa e soprattutto contenere questo maledetto virus. Onorevole, da politico ma anche da veneto, in tanti segnalano che, voglio dire, sui social ma anche nei rapporti sociali ci sia un inasprimento proprio del rapporto che c'è fra le persone, rabbia sui social, commenti al limite, insomma, dell'accettabile, una problematica che riguarda proprio i 2 anni di pandemia, di restrizioni, di grandi difficoltà che hanno lasciato un retaggio pesante in tutti noi, però alla fine, insomma, i commenti che ci arrivano dai tanti telespettatori sono quelli di chi crede che alla fine l'identità veneta, il carattere dei veneti, quando finalmente si tornerà un po' alla normalità, ci permetterà di dimenticarci di tutto e di appunto tornare a essere quel popolo che, insomma, ha fatto dell'accoglienza, della cordialità un po' il suo marchio di fabbrica. Da politico, da veneto, lei crede effettivamente che presto, insomma, quando si tornerà alla normalità,
i veneti, il Veneto tornerà anche a un certo tipo di atteggiamento diverso? Guardi, l'ho già detto non più tardi di 15-20 giorni fa, proprio in vostro servizio, che da sindaco, soprattutto più che da politico, sono molto preoccupato della situazione sociale che sta emergendo. Non nego la difficoltà che abbiamo anche noi nel mio piccolo comune, ma che di solito riflette quello che succede nelle grandi città. C'è una crisi sociale in atto non indifferente. Le faccio l'esempio di Cartigliano. Cartigliano è un piccolo paese di 3.800 abitanti che però prima della pandemia aveva ben 35 associazioni di volontariato. Ora infatti stiamo pensando di riunire tutti i presidenti delle associazioni per capire come sono messi, anche perché dal mio punto di vista il volontariato è come una corsa, visto che sono appassionato di ciclismo, in bicicletta. Più sei allenato e più ti viene voglia di andare in bicicletta. Dunque ho notato che certe associazioni stanno per morire perché naturalmente non incontrandoci più, non facendo più iniziative, tipo un comune come il nostro che da febbraio a dicembre c'era un'iniziativa durante la settimana o il fine settimana di fronte alla nostra bellissima Villa Morosini Cappello che rendeva partecipi queste associazioni nella vita vera del paese. Molte di queste associazioni sono in difficoltà perché stanno perdendo gli associati. Dunque da parte nostra ci deve essere l'impegno assieme ai presidenti e a chi ci crede ancora a questo mondo di ritornare ad essere il popolo, come diceva poc'anzi lei, veneto, quel popolo che ha sempre saputo rimboccarsi le maniche e anche nella vita di tutti i giorni riuscire ad uscirne, ma soprattutto uscirne più forti di prima e con il sorriso. Questi 2 anni ci devono insegnare che non ci dobbiamo perdere di vista e che dobbiamo riuscire che i nostri paesi non siano soltanto paesi dormitorio, ma che siano paesi pieni di vita. E io sono convinto soprattutto che noi in Veneto riusciremo a fare questo, perché facendo squadra con la regione, con la provincia, tra tutti noi sindaci, assieme possiamo raggiungere questo risultato, tornare quelli che eravamo prima. Un popolo festoso, ma serio, quando serve, e soprattutto un popolo lavoratore, ma che si sa divertire. E questo è un po' l'augurio che ci facciamo e che si fanno tutti. Tratteniamo ancora 2 minuti l'onorevole Germano Rachella qui con noi, perché lui chiaramente è stato uno dei protagonisti, diretto protagonista della settimana di voto a Roma per la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giorni concitati, giorni che prima appunto di identificare in Sergio Mattarella il nuovo vecchio capo dello Stato hanno insomma mosso tante discussioni. La politica ha fatto determinate scelte che però nei cittadini alla luce insomma dei fatti hanno lasciato un po' di delusione, hanno lasciato il segno. Lei stesso proprio ai nostri microfoni in una recente intervista a caldo dopo la rielezione di Sergio Mattarella ha detto: per noi veneti è stata un po' una mazzata. Qual è adesso a mente fredda un attimino la valutazione che lei fa sulla situazione attuale che riguarda sia il capo dello Stato sia le ripercussioni che ci saranno appunto sulla politica regionale? Allora, nel segno del poi, e dunque anche a mente fredda, dopo aver analizzato, avendoci confrontato tra di noi, torno a ribadire quello che però subito ho percepito. Alla fine forse la scelta di Mattarella si doveva fare subito per dare continuità al governo attuale. Non nego che è stata una mazzata da Veneti quando c'è stata bocciata l'opportunità di avere un Presidente della Repubblica come la senatrice Casellati, la seconda figura più importante dello Stato italiano, e questo fa male perché soprattutto è stata bocciata dai suoi amici di partito, ma se li possiamo ancora considerare amici visto che non l'hanno votata. Voglio sottolineare però che i cittadini, le persone che incontro, sembra che noi abbiamo passato quella settimana a non fare nulla, a rimanere nel transatlantico piuttosto che nel giardinetto soltanto per un voto di un quarto d'ora, ma vi assicuro che in quei momenti
Non è che non siamo, almeno per quanto mi riguarda, rimasto in transatlantico o dentro a Montecitorio a chiacchierare come di consueto dalla stampa veniamo raffigurati. Per me è stata un'opportunità enorme di una settimana dove tutti i ministeri erano aperti, dove c'erano tutti i funzionari, dove appunto per il territorio, per la mia Cartigliano, ma non solo, sono riuscito ad affrontare e a verificare e a sottolineare, a studiare certe opportunità che ci sono appunto in vista anche del PNRR. Dunque ho avuto moltissimi incontri con moltissime persone, ma soprattutto è stata anche una bella settimana di opportunità di confrontarci con il nostro governatore Luca Zaia, piuttosto che con Federica, piuttosto che con Fugatti, governatori, gente a livello istituzionale che si ha anche le difficoltà di parlarci a quattro occhi, ma là abbiamo approfondito problematiche e tematiche inerenti al Veneto, al nord-est e in tutto il nord e non solo. Dunque è stata una settimana positiva. Sotto l'aspetto politico è stata vista come una sconfitta di Matteo Salvini, che come ben sapete è il mio leader politico. Noi naturalmente abbiamo seguito quello che lui ci ha detto, ma vi assicuro che ce l'ha messa tutta, perché, ripeto, aveva proposto 15 nomi di tutto rispetto, oltre a quelli che conosciamo anche altri, ma che non è giusto citare soltanto per rispetto delle persone che avevano dato la loro disponibilità. Certo. Aveva inoltre accettato 4 nomi da valutare da parte della sinistra, ne aveva individuato uno che poteva andare bene, ma quando quelli di sinistra hanno visto che andava bene a Salvini, non andava più bene a loro. Ci siamo bruciati la carta, come poc'anzi ho detto, della Casellati, e questo è un peccato. Si è trovato di fronte a un bivio: o continuare, che anche oggi dovremmo essere a Roma a questo punto a parlare e a fare il Presidente della Repubblica, perché si può andare avanti sempre finché non esce la fumata bianca, un po' a oltranza, certo. O per rispetto ma soprattutto di responsabilità prendere una decisione chiara, nel senso la responsabilità l'ha portato a dire vabbè, andiamo avanti, dopo non si sa se fra 2 anni a Mattarella gli uscirà il mal di denti o mal di testa e si dimetterà da Presidente. Saranno cose e valutazioni che si faranno in futuro. Che si faranno in futuro. Ora come ora era impensabile una crisi di governo, ora come ora dal mio punto di vista è giusto che Draghi sia rimasto al suo posto, anche perché abbiamo la partita del PNRR, che è una partita importantissima e che cambierà veramente la visione di tutto il Paese Italia. Abbiamo, onorevole, ancora un minuto prima di andare in pubblicità, prima di salutarci, lo ha confermato lei stesso, lo sappiamo, l'onorevole Germano Rachella, quanto insomma, abbia lavorato e continui a lavorare per il territorio anche a Roma. E a tal proposito noi in apertura proprio di Focus TG abbiamo raccolto la voce, il grido d'appello, d'aiuto dei gestori dei centri sportivi, dei centri natatori, delle piscine, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà per il caro bollette, per tutte le limitazioni. So che lei ha presentato un'interrogazione proprio in Parlamento a riguardo per dare un aiuto concreto ai gestori appunto delle piscine. Sì, naturalmente questo fa parte di una delle problematiche, le migliaia problematiche che stiamo vivendo in tutti i settori, perché dalla ceramica anche oggi pomeriggio avrò un incontro al Confartigianato a Vicenza per affrontare la problematica del 110%, non è facile. Io da quello che posso ci provo, con la ceramica ci sono riuscito perché abbiamo integrato, grazie a un emendamento ci siamo riusciti, perché non mi devo prendere tutti i meriti, non sono abituato a fare questo, siamo riusciti con 5 milioni di euro a dare un supporto alle aziende delle ceramiche artistiche per l'abbattimento delle rette. Con la mia interrogazione in merito ai centri natatori voglio far capire al governo che dobbiamo equipararli ai dei centri della salute, perché sport significa salute, la salute ci aiuta a superare anche la pandemia, o meglio, è una delle migliori medicine per contrastare certe malattie. Dunque mi auguro venga chiesto, recepito questo grido d'allarme che mi sono fatto portavoce nei confronti di tutti i centri natatori
d'Italia. Assolutamente. Noi allora ringraziamo, vi terremo aggiornati, intanto ringraziamo l'onorevole Germano Rachella per essere stato nostro ospite, andiamo in pubblicità, torniamo con tanta cronaca, tanta attualità, altri collegamenti e poi dobbiamo fare anche il punto della situazione legata alle farmacie con i tamponi gratuiti per fine quarantena, fine isolamento, dobbiamo capire come stanno andando le cose, a fra poco. 12:45, bentornati a Focus TG, abbiamo scollinato la metà di questa nostra edizione giornaliera fino alle 13:30, vi terremo compagnia e vi terremo informati. Adesso, come vi avevo annunciato, tanti collegamenti live dal territorio, ci spostiamo a Treviso, al Tribunale di Treviso per una sentenza importante, la sentenza su Veneto Banca. Oggi è il giorno della verità su quel pezzo di storia che fu la Popolare nel processo all'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli. Per raccontarci tutto c'è il nostro collega proprio davanti al Tribunale di Treviso, Christian Arboit. Buongiorno Christian, ben trovato, raccontaci tutto. Buongiorno Alex, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo qui all'esterno del Tribunale di Treviso con Simone Merlo per questa sentenza molto attesa da parte di migliaia di risparmiatori veneti, soprattutto trevigiani ma veneti, perché come ben sapete parliamo di uno degli scandali finanziari più grandi e più importanti che il Veneto e più gravi che il Veneto abbia mai conosciuto. Oggi quindi sul banco degli imputati c'è solo e soltanto Vincenzo Consoli, già amministratore delegato di Veneto Banca proprio negli anni, nei mesi del default, del crack. È accusato di due capi di imputazione, il primo di ostacolo alla vigilanza e il secondo falso in prospetto, mentre l'accusa di aggiotaggio è decaduta per prescrizione dei termini alla fine del 2021. Un passaggio questo non indolore. Lo stesso procuratore della Repubblica Massimo De Bortoli, che segue la vicenda fin dall'inizio, aveva parlato senza tanti giri di parole di un fallimento dello Stato. Del resto un processo fatto di decine di migliaia di pagine, di fascicoli, ma con un personale ridotto all'osso. La storia di Veneto Banca la conosciamo tutti. Oggi sarà il giorno della verità, o perlomeno di una parte della verità, perché altri procedimenti stanno iniziando. La Procura con Massimo De Bortoli e la collega Gabriella Cama hanno chiesto 6 anni di reclusione per il ragionier Consoli. Le parti civili invece mettono sul piatto delle richieste risarcitorie per oltre, pensa, 100 milioni di euro. La difesa, rappresentata invece dall'avvocato Ermenegildo Costabile, chiede l'assoluzione su tutti i fronti, tra l'altro contestando anche l'elemento soggettivo del dolo specifico. Dice: non c'era nessun dolo da parte del mio assistito, non c'era nessun dolo da parte di Consoli, lo stesso Consoli non sapeva che si stava andando verso il crack dell'istituto bancario, cosa che poi è emersa con tutta evidenza. Sullo sfondo, Alex, c'è un'altra partita che è una partita normativa, ma non solo, quella tra la Banca Popolare, in questo caso Veneto Banca, ma in parte questa impostazione riguarda anche la Banca Popolare di Vicenza, e le autorità di vigilanza del mercato, Consob, Banca Italia, che questa mattina
attraverso i loro legali sono intervenuti in aula con delle repliche. Il discrimine giuridico normativo è quello fra normative contabili e consuetudini normative prudenziali. Qua è chiaro che ci muoviamo in punta di diritto. Come in punta di diritto è l'articolo del codice civile. Ti faccio questo excursus che sembra tecnico. No, assolutamente, anzi. Tutto ruota attorno all'articolo 2358 del codice civile che di fatto impedirebbe alle società per azioni di attivare le cosiddette azioni hanno un nome specifico, scusa un attimo. È stato scandito a chiare lettere anche questa mattina, le azioni, troppi appunti, troppe carte, ma d'altronde quando si tratta di argomenti troppi appunti ho preso questa mattina, Alex, solo un attimo, perché appunto le azioni, ecco sì, il classico lapsus, le cosiddette azioni baciate, ossia quelle azioni acquistate dai clienti con finanziamenti concessi dallo stesso istituto di credito. Questo era il meccanismo, questo è il meccanismo contestato. Di fatto questi clienti acquistavano delle azioni in buona fede, perché come sappiamo molti di questi clienti le acquistavano in completa buona fede, ma le acquistavano sulla base di finanziamenti che erano concessi dagli stessi istituti di credito. Questa è una pratica che è vietata alle società per azioni, ma all'epoca né Veneto Banca né la Banca Popolare di Vicenza erano società per azioni, ma società appunto di tipo mutualistico, di tipo popolare. Le banche popolari, come sappiamo, avevano uno statuto, una disciplina giuridica ad hoc. Quindi, come vedi, questo processo è un processo estremamente tecnico che riguarda poi anche i rapporti tra gli istituti bancari, Banca Italia e la Consob, ma anche l'autorità della vigilanza europea sugli istituti di credito. Quindi come vedi una mole di lavoro molto elevata che ha rischiato di travolgere a un certo punto il lavoro della stessa Procura della Repubblica per stessa ammissione dei diretti protagonisti. Oggi pomeriggio si va a sentenza, la Camera di Consiglio è iniziata, dalle 3 del pomeriggio si torna in aula. Un processo, Cristian, che noi chiaramente seguiremo da vicino, un processo, come giustamente lo definivi, molto tecnico, molto articolato. Io ti ringrazio per il tuo collegamento preciso, puntuale, come sempre ci hai aiutato a fare un po' di chiarezza. Poi chiaramente nel corso delle edizioni serali dell'informazione andremo a dare ulteriori specifiche, ulteriori notizie. Grazie Cristian Arboit da Treviso. Noi rientriamo in studio e siamo pronti a un altro collegamento in diretta. Siamo pronti per andare a sentire il nostro collega Guido Barbato che ci parla di dati trapianti, di tematiche legate alla sanità. Guido, dove sei? Raccontaci tutto. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Sono in centro storico, a pochi passi dall'ospedale di Padova, che si trova anche lui nel centro storico della città del Santo, perché poco fa, appunto, come anticipavi tu, la direzione generale dell'azienda ospedale di Padova ha fornito un excursus, una fotografia, una panoramica, se vogliamo dirla così in maniera semplice, delle attività di trapianto di fegato e pancreas durante il periodo della pandemia nell'anno 2020 e 2021. I dati sono sorprendenti perché sono in notevole controtendenza rispetto a quello che si è fatto in altre località, in altri ospedali italiani, perché l'attività del trapianto di fegato non si è praticamente mai fermata e dopo una flessione nel 2020 è tornata nel 2021 agli stessi valori del 2019, cioè prima
che ci fosse, appunto, prima che avessimo a che fare, che anche le strutture sanitarie avessero a che fare con la pandemia. Vi do rapidamente dei numeri: erano 101 i trapianti di fegato effettuati, sono stati nel 2019, sono stati 95, quindi anche una flessione anche piuttosto contenuta nel 2020, e 102 nel 2021. Questo a significare che una organizzazione generale, che deve essere anche, credo, immagino, piuttosto complessa e delicata, di tutto quello che gravita attorno a un'operazione di trapianto di fegato o di pancreas, anche se le tecniche sono molto cambiate rispetto al passato, ci sono anche tecniche molto moderne. A Padova c'è questa sorta di azione chirurgica che si chiama autotrapianto, ovvero l'organo viene tolto provvisoriamente dall'interno del corpo umano, viene curato esternamente in tempi ovviamente rapidissimi, ripulito, come ha utilizzato così questo termine il direttore di questa unità operativa complessa, che è il professor Cillo, e poi viene rimesso al suo posto. Quindi questa è una cosa molto interessante. In Italia si fa solo a Padova, se non ricordo male. Comunque questi dati sono molto validi. Pensate che dal 1990 al 2021 a Padova si sono eseguiti 1960 trapianti tra fegato e pancreas, e in piccola parte anche in trapianti pediatrici. L'anno scorso, per esempio, su 102, 9 sono stati di minorenni, anche se per fortuna il fegato il fegato in giovane età si mantiene ancora in buona efficienza, certo. Però qualche caso patologico c'è stato, anche se abbastanza contenuto. Vi parleremo più approfonditamente anche di un'esperienza interessante, oppure, come ha sottolineato il professor Cillo, per fare un trapianto bisogna anche ricorrere alla terapia intensiva, no? Due parole che ormai noi conosciamo bene, purtroppo. E quindi le equip si sono trovate anche a dover a volte fronteggiare e trovare spazio in terapia intensiva per i trapiantati e anche per le persone malate di Covid. Non deve essere stato facile, secondo me, non avrei voluto essere nei loro panni. Assolutamente. Guido, io ti ringrazio per il tuo collegamento. Anche in questo caso vi abbiamo portato, ringraziamo Guido Barbato, vi abbiamo portato una fotografia in diretta di notizie, aggiornamenti, approfondimenti dal Veneto, in questo caso dal mondo della sanità veneta. Rientriamo in studio perché, come vi accennavo, dobbiamo fare un pochino il punto della situazione legata alla situazione delle farmacie. Come stanno andando i tamponi gratuiti per fine quarantena e fine isolamento? Lo scopriamo in questo servizio. Ormai è più di una settimana che nelle farmacie è possibile eseguire il tampone gratuito di fine isolamento o quarantena. Un servizio, quello della Regione Veneto, partito con difficoltà e che oggi sembra ancora pagare il peso della poca chiarezza e sempre più tortuosa burocrazia. All'inizio malissimo, perché tutte le persone pretendevano il tampone gratuito, ma era quello che avevano letto sui giornali, quello che avevano sentito in TV. La realtà è diversa, ci vuole una documentazione e io potrei dire burocraticamente assurda. Protocolli difficili da interpretare per le farmacie e quindi per gli utenti, ma soprattutto informazioni in continua evoluzione. Per poter capire che cosa dire alle persone che chiamano in continuazione, abbiamo dovuto farci uno schema, ma ogni giorno si rendevano conto di aver fatto degli errori in regione e cambiavano qualcosa per snellire la procedura. Quindi noi ogni giorno facevamo uno schema nuovo. Siamo arrivati al quinto schema. E ora proviamo a fare un po' di chiarezza. Se parliamo di un tampone di fine isolamento, serve un provvedimento rilasciato da un medico di base, dall'ULS, oppure una ricetta bianca di prescrizione redatta dal medico di base in cui vengono elencate tutte le informazioni del paziente. Invece, per quanto riguarda la quarantena, dipende se è una quarantena dovuta a un contatto scolastico o a un contatto familiare. Se è un contatto familiare serve un provvedimento di quarantena che è simile a quello di isolamento, ma è sempre redatto dal medico di base. Oppure se è un contatto scolastico ci sono diversi tipi di documentazione a seconda se il ragazzo frequenta le elementari, le medie o le superiori. Nel caso delle scuole d'infanzia basta il certificato dell'istituto. Invece, per quanto riguarda gli alunni delle scuole medie e superiori,
serve una ricetta elettronica o bianca con un codice EC specifico se è in regime di autosorveglianza da parte della scuola. Se invece è in DAD, notizia proprio dell'altro giorno, può venire tranquillamente anche lui con il comunicato della scuola. Molto chiaro il servizio della nostra collega Sharon Di Carlo. Adesso ci prendiamo ancora 2 minuti di pubblicità, rientriamo con collegamento da Vicenza. Tante notizie, tante curiosità, come sapete l'ultima mezz'ora del nostro Focus TG è molto dinamica, variegata, parleremo di tanti argomenti fino alle 13:30, a fra poco. (13:02) vuol dire altri 28 minuti in nostra compagnia, in vostra compagnia, per portarvi anche oggi, venerdì 4 febbraio, le notizie del Veneto, dal Veneto. Fra poco, come vi dicevo, ci collegheremo con Vicenza, un altro spaccato per avere insomma tutte le notizie più importanti di stretta attualità. Abbiamo visto, prima di andare in pubblicità, un servizio molto chiaro, molto esaustivo su come stanno andando le cose nelle farmacie per quello che riguarda i tamponi gratuiti di fine quarantena e fine isolamento e sulle modalità, le regole da seguire proprio per poter usufruire di questo servizio offerto dalla Regione Veneto. E a proposito di sanità, a proposito di Regione Veneto, andiamo a dare di nuovo una rapida occhiata al bollettino, al report di Azienda Zero, un report che oggi mette in evidenza numeri incoraggianti, diciamo che ci strappa più di qualche sorriso. Prima di andare a Vicenza vediamo insieme, appunto, come vi dicevo, il bollettino, il delta dei casi positivi, l'aumento dei casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare un più 10.484 casi, un numero sicuramente importante, un numero sicuramente che sotto certi punti di vista spaventa ancora, però è un numero drasticamente inferiore rispetto ai dati di un paio di settimane fa, di un mese fa. Questo vuol dire che la curva ha iniziato ufficialmente a scendere e continua a scendere, portando i casi comunque attualmente positivi in Veneto a 192.175. Ma attenzione, perché dobbiamo dare una rapida occhiata a quella che è la tabella delle ospedalizzazioni. Ebbene, guardate, meno 58 ricoveri in area non critica, meno 7 terapie intensive. Ripeto, numeri che hanno il meno davanti, ma che sono estremamente positivi. Purtroppo segnaliamo, constatiamo anche il decesso di altre 30 persone. Rientriamo in studio per spostarci immediatamente a Vicenza dal nostro collega Daniele Garbin, che vedo in compagnia di un ospite. Daniele, raccontaci tutto, ben trovato. Ben trovato anche a te, Alex, e a tutti i telespettatori. Sì, sono con il sindaco di Castagnero, Marco Montan. Ecco, è presente oggi perché stiamo proprio affrontando un tema che sta interessando proprio l'area della Riviera Berica, che parte dall'immediata vicinanza di Vicenza e i primi comuni. Castagnero insieme a Longare, Nanto e Montegaldella e altri comuni della zona, un'area di 27.000 abitanti, a rischio sembra proprio la Guardia Medica. Dall'oggi al domani, vero Sindaco? Sì, grazie. Sì, siamo qua per sensibilizzare, anche per dire ai cittadini che stiamo cercando una soluzione. Siamo in diretto contatto con la direzione sanitaria dell'US numero 8. Effettivamente ci siamo visti arrivare lunedì una comunicazione che da oggi c'era questo servizio, era sospeso. Io mi sono comunque premurato di chiamare la direzione sanitaria e mi è stato detto che è una sospensione temporanea in cerca di una soluzione. Purtroppo sappiamo bene della carenza di medici, ma sappiamo bene anche che così, come ho avuto modo di dire, si andrà a aggravare ulteriormente sul pronto soccorso sia di Vicenza che di Noventa, perché voi capite che noi siamo stati spostati a Torri di Cortesolo, adesso la Guardia Medica ci avevamo a 5 km, passiamo quasi a più del doppio. E quindi alla fine uno è a Vicenza, i chilometri sono più o meno gli stessi, e quindi è tentato di andare al pronto soccorso di Vicenza, cosa che non dovrebbe fare. Ecco, Alex, diciamo che è un'area
Veramente è importante anche perché ci sono molte persone anziane come dappertutto, c'è la necessità, soprattutto anche in un momento della pandemia come questo. Diciamo che un po' tutti i sindaci si sono immediatamente mobilitati, anche perché è arrivato veramente tra l'oggi al domani questa comunicazione, non erano preparati e quindi adesso farete anche un incontro, uno anche stasera, vero sindaco? Sì, anche stasera ci troviamo noi sindaci per fare un po' il punto della situazione, anche per avere una strategia condivisa. Ripeto, la direzione sanitaria ci ha chiamato, ha detto ben disponibili, siamo qua per collaborare. Capisco anche loro che sono in difficoltà perché purtroppo con la carenza di medici di base, lo sappiamo tutti ed è ben noto, anche la recente delibera di giunta regionale che ha permesso di aumentare il numero di mutuati, ma sono tutti quanti toppe che purtroppo si mettono. Dobbiamo trovare una soluzione radicale. Ecco, il problema qual è, sindaco? Il numero di persone, la sede, diceva che è un po' articolato, vi ha detto esattamente il motivo? Diciamo che il problema adesso è contingente, la mancanza proprio di medici. Sicuramente anche la sede di Montegalda in questo momento non sarebbe, per quanto riguarda il livello di sicurezza, potenzialmente idonea. Comunque il comune di Montegalda non ha nessun problema perché ha già individuato un'altra sede sempre all'interno del territorio, quindi una soluzione c'è. Basta mettersi a un tavolo, parlarci e trovarla. Quindi siamo disponibili. Ecco, ma Alex, se hai qualche domanda magari... Daniele, grazie mille, ringrazia il sindaco, il tuo ospite, ringrazio te per questo collegamento da Vicenza, altra tematica importante trattata e che poi verrà sicuramente approfondita nel corso delle prossime ore nei nostri spazi dedicati all'informazione. Salutiamo Daniele Garbin, rientriamo di nuovo in studio, come avete visto oggi un Focus TG estremamente dinamico, frizzante, insomma tanti collegamenti da tutto il Veneto. Adesso noi lanciamo un servizio che raccoglie un altro grido d'allarme, quello degli autotrasportatori. È una situazione tragica perché va avanti da molto tempo. Non usa giri di parole Danilo Vendrame, presidente del gruppo trasporti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, che interviene sul caro carburante. Rispetto all'anno scorso l'incremento è stato del 30%. Giugno-luglio si era appena usciti dal Covid e le aziende hanno ricominciato a firmare contratti. Si pensi che a quel tempo il gasolio costava 1,3, oggi costa 1,7. Il gasolio è il 30% del costo di una ditta, significa che su un anno per un camion spendi oltre 10.000 euro in più. Il prezzo del diesel alla pompa è aumentato del 26%, il calcolo è dunque presto fatto per Confartigianato. Il costo del pieno per un mezzo pesante da 44 tonnellate è stimato che sia salito di 150 euro. Il rischio concreto è la sopravvivenza di alcune aziende, soprattutto delle più piccole. Abbiamo alcune aziende che non riescono più ad andare avanti, cioè non vorremmo cominciare a vedere gente che non può uscire col camion perché altrimenti ci rimette. Ma il caro carburante rischia di avere ripercussioni anche per i consumatori finali. Se non riesci a contenere il costo del trasporto, alla fin fine paga il consumatore finale, perché se io aumento il costo del trasporto, ovvio che al distributore la benzina costerà di più. La categoria già nelle scorse settimane ha avanzato una proposta concreta al vice ministro Bellanova. Dovrebbero riuscire a calmierare questo prezzo magari facendo dei bonus fiscali, cioè se paghi di più il gasolio e non riesci a starci dentro, io Stato ti do una parte dell'IVA. Ma c'è un altro settore in gravi difficoltà ed è quello del trasporto persone, gravemente penalizzato dalla pandemia. Secondo Elio Tomasella, presidente Autobus Operator e Servizi Turistici Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, mancano oltre 2 miliardi di ricavi rispetto al periodo pre-crisi. Purtroppo ad oggi mancano ancora iniziative specifiche per il settore. Chiediamo, dice Tomasella, provvedimenti specifici per risolvere i fabbisogni di liquidità immediata e un sistema di indennizi legati al blocco delle attività. Insomma, tante famiglie lo hanno scoperto a proprie spese, tanti imprenditori, tanti esercenti stanno facendo i conti con il caro bollette. È una tematica sicuramente di stretta attualità, è una problematica che interessa tutti, riguarda tutti, e adesso sentiamo un'altra testimonianza, quella di un noto ristoratore del Trevigiano. Il caro bollette, gli effetti devastanti sulla sua attività mettono a rischio il suo lavoro. Vediamo.
10.215 euro è la bolletta che ci è arrivata questa mattina di gas relativa al mese di dicembre 2021. Bolletta del gas più che triplicata, conto salato per i titolari dei ristoranti e pizzerie Calinferno di San Fiore e di Cimetta di Codognè. Ditemi voi se è possibile un aumento così esagerato rispetto al dicembre 2020. Dicembre 2020 2.800 euro, dicembre 2021 10.215. La batosta per i 5 fratelli Mariotto, da 33 anni al timone delle attività nel campo della ristorazione e dell'accoglienza, non finisce qui. Oltre al gas c'è l'energia elettrica. Da 4.500 siamo andati a 7.000 e più o meno 7.400. Sono numerosi i titolari di bar, ristoranti e pizzerie che in questi giorni devono fare i conti con bollette di luce e gas con importi lievitati. Il costo al metro cubo del gas è passato da 0,47 euro agli attuali 1,49 euro, senza contare dell'aumento dei prezzi di pesce e carne. Ci sono anche ovviamente tutti i rincari, gli aumenti dei prodotti alimentari. Tutto è aumentato circa del 30%. Il malcontento è crescente, serve un provvedimento per contenere i costi. Con queste bollette un'attività abbiamo deciso di tenerla chiusa, ci dicono. Ci sentiamo abbandonati perché comunque questa bolletta noi comunque ce la pagheremo. A fine mese noi tiriamo il cassetto e questo cassetto è sempre più vuoto. Ma come noi, tutti gli albergatori della nostra zona, in Italia in generale. Tanti saranno costretti a chiudere. Noi non è che domani chiuderemo, noi andremo avanti perché siamo abituati a stringere i denti e a sopportare tutto, però qualcuno deve fare qualcosa. Continuiamo a parlare di economia, nel senso di provare a dare delle risposte per rilanciare l'economia in Veneto. A Venezia il Comitato Tecnico Strategico della Regione ha presentato i primi progetti proprio per iniziare a creare l'economia del Veneto del futuro. Vediamo. Rilanciare l'economia e l'occupazione in Veneto attraverso progetti imprenditoriali all'avanguardia in ambiti strategici, persino riattraendo imprese che si erano trasferite all'estero e conquistando una progressiva indipendenza energetica o nella disponibilità di diverse materie prime. Se, come sosteneva Albert Einstein, nella crisi è portare il progresso, perché è nella crisi che nascono le grandi strategie, allora forse il disastro economico causato dal coronavirus non è stato vano. Il Comitato Tecnico Strategico, messo in piedi dalla Regione e coordinato da Veneto Sviluppo, ha presentato i progetti ideati nei suoi primi 7 mesi di attività. Noi abbiamo fatto i compiti per casa, cioè noi oggi siamo in grado di presentare al PNRR dei progetti reali, concreti, realizzabili da subito, che daranno la possibilità, per esempio, di diventare molto meno dipendenti da paesi come la Russia, la Cina, l'Asia, da un punto di vista sia energetico che dei materiali. Un'indipendenza dall'estero che si può conquistare in diversi campi, si tratti di quello farmaceutico, tecnologico oppure energetico, con sempre un punto in comune: dobbiamo riprendere a produrre di più. Noi dobbiamo fare il materiale di base, perché altrimenti non riusciamo, dobbiamo costruire le batterie. Dobbiamo costruire le celle a combustibile, dobbiamo costruire noi il cuore degli elettrolizzatori, perché solo allora noi avremo in mano la produzione dell'idrogeno, possiamo gestire il costo dell'idrogeno, e gestire il costo dell'idrogeno significa far sì che l'idrogeno diventi utilizzabile anche nell'industria pesante, anche nell'industria chimica, anche nella produzione della ceramica e del vetro. Progetti ambiziosi in cui non ci sono solo i fondi del PNRR, ma anche altri finanziamenti pubblici e naturalmente privati, visto il coinvolgimento delle aziende. Ci troviamo all'indomani di una fase di stagnazione dell'economia. Al di là di quello che è adesso il rimbalzo, il rilancio passerà attraverso dei modelli e dei settori che sono molto più innovativi di quelli a cui eravamo abituati precedentemente, e in cui il Veneto, secondo me, deve guardare non con un ruolo di comprimario ma con un ruolo di leader. Economia, turismo, tradizioni sono tematiche che si intrecciano a vicenda. A Bassano, ad esempio, si parla in questi giorni del ritorno del carnevale in presenza, con carri, con manifestazioni. Insomma, il tradizionale carnevale in piazza, una decisione non ancora ufficiale, ma
si va in questa direzione, dicevamo una decisione che crea non poche polemiche all'interno dell'opinione pubblica. Perché? Perché insomma in un periodo delicato, con tutte le restrizioni, con voglio dire tante segnalazioni che riguardano e ci arrivano di bisogno di stringere ancora i denti per provare a scollinare definitivamente le difficoltà legate alla pandemia, qualcuno, più di qualcuno, reputa inopportuno una manifestazione di così grande portata, di così grande assembramento in città. Noi, come sempre, abbiamo ascoltato, sentito e vi raccontiamo cosa dice la gente. Beh, da una parte sarebbe giusto, però c'è anche il rischio appunto di questi contagi, perché c'è gente che non tiene sulla mascherina e questo è un pericolo. C'è anche tanti non vaccinati, qua a Bassano ci sono tanti non vaccinati. Secondo me è giusto purtroppo rinunciare anche al carnevale, insomma, purtroppo. Non sono d'accordo perché ci sono quelli che stanno attenti, ma la maggior parte no. Io non mi muoverò quei giorni, dico la verità. Perché ho tanta paura, perché vedo che ci sono ancora tanti morti. E voi prendereste parte ad un assembramento? Noi no. Ecco, come mai? Non lo so, perché come? L'età è tutto un assieme di cose, io non... Quindi sa, un pochino di paura c'è. E un po' di fifetta c'è, sempre. Nonostante anch'io sono vaccinata, naturalmente, mi sento anche più tranquilla sicuramente, però preferisco non mettermi in mezzo. Se non vediamo qualcosa di impulso alla gente, bisogna comunque muovere fuori le acque, perché altrimenti qua si chiudiamo in casa non si capisce niente. Bisogna fare tutto con un po' di senso, voglio dire. Sono molto perplessa, dopo che sia anche giusto gioire un attimo, è vero. Si tratta tanto della coscienza di ogni singolo che poi partecipa. L'assembramento o girare senza la mascherina dopo diventa pericoloso. E non si possono controllare tutte quelle persone? Ci dovrebbe essere un vigilante a ogni persona, lo vediamo già adesso, ma nemmeno nei negozi, nei locali, negli esercizi pubblici. Il mondo della cultura, dello spettacolo e non solo, il pubblico è ancora scosso per la notizia della scomparsa di Monica Vitti. Ascoltiamo insieme il ricordo, a tal proposito, del presidente della Biennale di Venezia. Saranno celebrati sabato alle 15 a Roma nella Chiesa degli Artisti i funerali di Monica Vitti. In queste ore un'onda emozionale sta attraversando il paese che le rende omaggio e c'è il ricordo del presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, che, da sempre uomo di cinema, nel suo precedente incarico come presidente dell'Istituto Luce Cinecittà, fu attore e protagonista di quell'epoca. Come presidente di Luce Cinecittà avevamo dedicato, in collaborazione con Roberto Russo, una bellissima mostra al Teatro dei Dioscuri a Roma non tanto tempo fa. Ricordo con particolare emozione un altro momento molto triste, la morte di Marcello Mastroianni. Monica salì su un palcoscenico e lì disse: l'emozione mi impedisce di parlare a voce, leggo una letterina, e questa letterina era invece il segno della malattia che poi avrebbe contrassegnato tutti gli anni che sono venuti dopo, e l'ha fatto con una dolcezza ed una forse consapevolezza che non dimenticherò mai. La fragilità, che già iniziava a manifestarsi, non ne minava dolcezza e consapevolezza. Leone d'oro poi alla carriera nel 95 qui a Venezia, Monica Vitti. Carriera, ma poi anche con Deserto Rosso, Prince, cioè il film. Allora non so come mai, ma non ricordo di aver visto quel film alla Mostra del Cinema di Venezia. Rivisto, restaurato, quando lo portammo sempre come Cinecittà a una retrospettiva Antonioni al MoMA di New York, francamente penso che quel film, se non avesse avuto Monica Vitti, sarebbe stato molto meno riuscito di quello che è.
Riaccendere la fiducia nei giovani verso il futuro, ne abbiamo parlato prima citando alcune manifestazioni di protesta, il mondo della scuola, il mondo dell'economia, insomma del lavoro. C'è bisogno di giovani che credano nel futuro, nell'impegno, nello studio, anche attraverso, ad esempio, il binomio studio e valori del Vangelo. Sono questi i temi su cui si è sviluppata la giornata che ha avuto grande successo di incontri fra Don Adelino Bortoluzzi e gli studenti dell'ente di formazione Irigem. Tu devi imparare a lavorare pensando a quello che fai. È stato questo uno degli spunti di riflessione dell'incontro di Don Adelino Bortoluzzi, autore delle riflessioni sul Vangelo in onda sulle reti media nord-est, con gli studenti dell'ente di formazione Irigem, che si è tenuto oggi a Rosà e a Bassano. Fede e impegno nello studio come fondamenti di crescita personale e professionale al tempo del Covid, il tema sul quale Don Adelino ha inserito alcuni stimoli di riflessione personale e collettiva rivolti direttamente agli studenti. La domanda è: ma tu che Dio hai in mente? Un interrogativo non facile in un tempo di paure e limitazioni che hanno portato molta solitudine soprattutto tra i giovani, ma anche la riscoperta della fede nella preghiera. Ditemi, l'ultima preghiera che avete fatto, per chi l'avete fatta? Io l'ho fatta per mio nonno perché è in ospedale, quindi ho pregato perché ne è uscito. Tante le risposte di questi giovani che proprio con le limitazioni del Covid hanno riscoperto il bisogno di socialità, di obiettivi veri e non effimeri, ma anche di docenti che siano punti fermi e sicuri per un percorso che non è solo di studio, ma soprattutto di crescita personale e sociale. Ecco perché l'incontro tra fede e lavoro non può che essere la passione. È importante creare e vivere una passione per le cose grandi. Al termine la benedizione rivolta a queste ragazze e a questi ragazzi che sono il nostro futuro. Il Signore sia con voi e vi doni gioia di vivere, serenità, capacità di amare, entusiasmo per il futuro. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E adesso parliamo di un problema, di una tematica che ci riguarda da vicino e che vi riguarda da vicino perché anche il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, ha condiviso, ha sposato l'appello per chiedere al governo di intervenire affinché lo switch off di marzo, e quindi stiamo parlando del passaggio alla televisione digitale, non escluda dalla visione dell'informazione locale oltre 1 milione di veneti. L'appello che le TV locali fanno al governo trova anche il supporto dei comuni veneti e di ANCI Veneto, che chiede appunto al governo di dedicare maggior spazio in quella che è la distribuzione delle bande destinato alle TV locali. Si unisce anche il presidente di ANCI Veneto Mario Conte alla richiesta al governo di intervento urgente per consentire la sopravvivenza delle emittenti locali del Veneto che da marzo rischiano di vedersi oscurare a causa del nuovo switch off in un'ampia porzione di territorio regionale. Quelle TV locali attraverso le quali passa l'informazione, quella quotidiana, delle istituzioni che tengono costantemente aggiornati i nostri cittadini. Con questo cambio di banda si rischia che alcuni territori restino completamente isolati dall'informazione locale e soprattutto si vanno a mettere in difficoltà le TV che vedono mettere anche a rischio i posti di lavoro. Dopo il sindacato regionale dei giornalisti e l'SLC-CGIL, anche l'ANCI manifesta tutta la sua preoccupazione per le emittenti venete che in una lettera congiunta hanno chiesto al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di prevedere nella legge di conversione del decreto mille proroghe poteri di intervento all'Agicom per salvaguardare l'informazione locale. Mi auguro che una soluzione sia trovata in modo tempestivo, conclude Conte, perché le televisioni locali sono un patrimonio e un presidio che va difeso e tutelato. Svolgono un ruolo sociale importantissimo per i nostri territori. Sono i giorni del Festival di Sanremo, saranno presto i giorni del Carnevale. Ebbene, ieri sera il gran cerimoniere del Carnevale di Venezia, Maurice Agosti, ha
visto la puntata del Festival di Sanremo ed è sobbalzato dalla sedia nel vedere appunto al Teatro Ariston le persone ballare e appunto potersi muovere liberamente all'interno del teatro. Ha denunciato con parole forti una che secondo lui è pesante disparità di trattamento. Vediamo. Il principe delle notti veneziane Maurice Agosti, gran maestro di cerimonie del Carnevale di Venezia, non le manda a dire. È rimasto ferito vedendo che al Teatro Ariston, per l'apertura del Festival di Sanremo, il pubblico potesse ballare, mentre fuori le discoteche e tutto il mondo dell'intrattenimento sono fermi. Sono alla stazione centrale di Milano. La vita è sempre un grande viaggio alla ricerca di lavoro, dignità, curiosità. E la scena di ieri sera, Festa di Sanremo, è stata veramente avvilente e frustrante. Per ciò che riguarda l'ambiente dell'entertainment, mi sono sentito ferito dal fatto che questa sorta di necrofilia grottesca di certi conduttori e della televisione generalista non si renda conto dello stato di sofferenza delle discoteche, e il fatto di incitare a ballare in un luogo che non è deputato a quello, come se non ci fosse nessun problema, problemi che fanno soltanto a noi, è stato veramente fastidioso. Sul Festival di Sanremo arriva perciò una bordata. La notte ha portato consiglio, nel senso che ha ammorbidito i toni, ma la sostanza non cambia. Denunciata una disparità di trattamento. Ho postato subito un messaggio su Facebook abbastanza forte, adesso a ragion veduta dico tutto sommato alla fine chi se ne frega. Sanremo è diventato ormai un teatrino piuttosto grottesco della società italiana allo sbando, per cui tutto sommato non mi importa, però mi dà fastidio che lì si possa fare quello che non possiamo fare noi, che siamo capaci di farlo nei posti giusti, quindi insomma, potevano farne a meno. La maratona di lettura torna in presenza a Feltre e quest'anno fa, come si suol dire, il botto. Grandi ospiti, grandi numeri, vediamo insieme nel servizio. La maratona di lettura a Feltre torna in presenza dopo l'esperimento online che lo scorso anno conquistò gli internauti appassionati di cultura. Quest'anno uno dei festival più interessanti dell'Alto Veneto avrà luogo in città dal 20 al 26 maggio e il calendario è ricco di appuntamenti e ospiti di altissimo livello. Per noi è evidentemente un onore, da diversi anni in realtà avevamo già provato a contattarlo per dedicargli la maratona in lettura. Quest'anno ci siamo riusciti, ci aspettiamo sicuramente tantissime persone. Lo storico Alessandro Barbero e il cantautore poeta Roberto Vecchioni, gli assi calati dall'assessorato alla cultura del comune di Feltre, che sta definendo il cartellone della maratona numero 17. Il tema ovviamente sarà quello della narrazione storica, della narrazione proprio della storia. Barbero, sappiamo, è probabilmente, oltre che il più importante storico italiano, il più importante divulgatore. I suoi podcast sono tra i più ascoltati in Italia e le sue, diciamo così, presenze televisive sono sempre molto importanti e molto significative. Tra i vari ospiti che hanno già confermato la loro presenza, nelle anteprime ci sarà per esempio anche il cantautore Roberto Vecchioni, che racconterà del rapporto tra storia e canzone. La maratona di lettura di Feltre chiuderà un periodo di riqualificazione delle strutture culturali della città, che saranno tutte coinvolte nel programma del festival. La serata finale si svolgerà in collaborazione con Archeologia Viva, la più importante rivista di divulgazione archeologica. La rassegna vedrà, come di consueto, impegnati in qualità di lettori i membri delle associazioni culturali feltrine, protagoniste della dimensione partecipativa e di forte legame che la maratona mantiene dal suo esordio. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Come d'abitudine, per chi fosse arrivato a casa adesso, auguro buon pranzo, chi invece deve rientrare al lavoro, buon pomeriggio. Insomma, noi vi abbiamo tenuto compagnia, vi abbiamo tenuto informati fino alle 13:30. L'appuntamento però, mi raccomando, è domani, sempre su Rete Veneta alle 12 per un'altra edizione di Focus TG. Grazie e buona giornata.